On va passer à des chants sacrés et profanes qui se passent d'instruments, mais vous allez voir, enfin là en l'occurrence il y a des instruments, il s'agit d'un ensemble vocal composé de 6 hommes, dont un homme qui est très connu, qui est le plus grand représentant de la polyphonie, c'est bien sûr Petru Guelfucci. Polyphonie je dis puisque c'est donc l'un des groupes vocaux les plus percutants. Quand tu vas entendre, c'est sublime, Voce di Corsica, un très jour joli. ce sera la bande originale d'un film. Oui, d'ailleurs l'album s'appelle Voce di Corsica, que voici que voilà ou qu'on a déjà vu. Et ils étaient venus nous voir un jour. Exactement, et on a récupéré les images, un extrait. donc plus un mot, regardons Ça, et c'est écoutons. sublime. C'est très beau. Ça, c'est extraordinaire. Alors, maintenant... Alors, il faut que je vous dise qu'ils sont nominés aux Victoires de la musique. Alors, Le gagnant est les Polyphonies de Voce di Corsica. Doucement. Qui c'est qui cause dans le poste? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. D'abord des femmes. Oui, occupez-vous des femmes. Eh bien, il faut dire quelque chose. Bien sûr, ben oui. bonsoir tout le monde. Et je vais remercier quand même tous les professionnels qui ont voté pour nous. Et cette victoire, quand même, c'est la victoire de la Corse. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter juste un petit mot pour dire que nous dédions cette victoire à tous les groupes culturels de Corse et en particulier aux chanteurs de polyphonie. Mais surtout, en passant un gros bonjour et une grosse bise à notre producteur Jean-Philippe Olivi. Mais surtout, nous voudrions dédier cette victoire à tous nos anciens qui, de génération en génération, nous ont légué cet héritage. Merci pour eux.
Corsica. La musica. Per Corsica abbiamo fatto meglio, posto che infatti la vittoria a musica è una consacrazione per tutti questi gruppi culturali che hanno cantato e poi anni e anni che si sono battuti per mantenere la cultura. Allora, vedi, temo un teso a sera e ringraziamo i nostri antichi. Perché ringraziamo i nostri antichi? I nostri antichi perché semplicemente sono quelli che ci hanno imparato tutto e sono quelli che fanno che un giorno siamo stati ricompensati. Come dicevo, non l'altare di ricompensa sono quelli che ci hanno portato e non possiamo fare di meno che di ringraziarli. Non so che di noi hai pensato a tutti i nostri antichi che hanno trasmesso tutti questi canti per questi paesi? Ci abbiamo pensato tutti insieme, infatti ci siamo messi d'accordo senza riflettere troppo, tutti abbiamo detto seria di dare questo premio ai nostri antichi, seria una bella cosa. Allora, infatti oggi hai le rimbiccate davanti a tutti questi letti, infatti abbiamo qualcosa, faccio aiutarci. Beh, per esempio, se oggi ci riconosciamo senza riconoscerci, oggi è una riconoscenza nazionale di ente o mestiere, di un spettacolo, dunque un po' non più l'importante è che un po' non che riconoscere, in tutti i casi l'aiuto quando si parla di tutti i culturali, c'è la forza che abbiamo emissioni in più per bere ciò che non contano i vanni di questo strumento. Ormai tutti questi gruppi culturali che hanno lavorato faccio 30 anni, certi sono conosciuti come Boglia, Maglielesi, c'è i Corsica, c'è l'Albino e D'Asti, ma ci sono questi mica conosciuti. Tu pensi che c'è una continuità a tutto questo lavoro di 30 anni che è stato fatto? E poi ci ha pensato noi vecchi come Sciallo Rocchi, che per un cantare mica Bagliele, ma era cantato una canzone corsa. C'è una continuità, posto che noi in pratica abbiamo avuto più mesi che se Sciallo Rocchi, Antonio Ciosi, che sono battuti soli. Noi non abbiamo neanche so che lo giovane, perché siamo lontani dalle nostre sale per ripetere, tutto questo affare. Ripetiamo sempre nei cantini o nei garage, che sarebbe ora che avere una bella sala per poi ripetere come ci vuole. Che figlio, noi avevamo un ricordo per Sciallo Rocchi, quando ho zio, e io non mi sono battuto per tanti anni solo per sapere la canzone corsa. Beh, è un motivo, non posso mica troppo parlare. Ma dice radio che è stato uno dei primi. E io penso di noi qui a un uomo che è quello che mi ha imparato, sentendolo cantare, mica è lo solo, ma i vecchi paesi mi hanno imparato a cantare ciò che non cantavamo. È vero che ce l'ha pensato anche a lui. Allora, vedi, in pochietti, questi pochi tempi, chi sarà passato per voi? Voleremo tutti insieme poi presentare questo premio a Corsica intera, con i mezzi che non avevamo. Ci vorrebbe aiutarci appena con tempo non sta poi, come lui ci ha detto, voleremo fare una bella festa perché questo premio di festa di Corsica, di ricompensa di Corsica, la ricompensa di un lavoro di un'epoca generazione riconosciuto a livello nazionale.